E ora ci colleghiamo con il nostro Mimmo Calore per gli aggiornamenti su meteo e traffico. Vai Mimmo! Grazie della linea Marco, naturalmente un ciao ciao con la manina, un saluto al vostro Mimmo Calore, sempre sul pezzo, sempre tempestivo, sempre super informato per darvi notizie su meteo e clima del nostro Veneto. Però non parla tanto il Veneto, questo è Mimmo. Come si dice in Veneto c'è tanta Campania. Sì, ma in Campania che c'è pochi veneti. Bene, bene, grazie Marco. Iniziamo subito dal traffico, ci segnalano che in zona Mestre ci sono forti rallentamenti perché pare ci sia una festa dove regalano un sacco di birra. Scusa, dici dove che andiamo tutti, no? Spinea, affrettatevi a Spinea. Sì. Attenzione anche nella statale provinciale 38 di Padova, rallentamenti, forti rallentamenti, anche se è un po' strano dire forti rallentamenti perché pare un po' paradosso, forti rallentamenti, no? Tipo noi veneti. Esatto, è un paradosso. Ma ci sono appunto questi forti rallentamenti perché? Perché c'è un ribaltamento di 3 camion adibiti al trasporto maiali. Ma immagino ci sarà un sacco di code in quella zona. Ma non solo code, anche grugni, cosce, pancetta, si sa, del maiale non si butta mai nulla. Dov'è successa sta roba? Sui colli a Carbonara. Immaginavo. Come diciamo noi veneti, cosa voto, a me me basta un goto. Ma qui che è abbastanza dice, evidente. Ma che dice sta roba qua? Infine ricordiamo a tutti di mantenere un comportamento adeguato, corretto alla guida e non solo, anche Bravo. ad esempio nelle aree di sosta in autostrada. Bravo, educazione. Bravo, ci segnalano tra l'altro negli ultimi mesi un sacco di furti appunto in queste aree di sosta in autostrada. Ah, non ho sentito la notizia, ma un sacco di furti nelle aree di sosta. Beh, 6 euro per un toast, vedi lì. Come darti torto. Bene, grazie Mimmo. Ma noi vogliamo naturalmente ringraziare anche il nostro sponsor, il pasticcere di Mestre Giacomo Palcuo, mastro pasticcere, fa delle torte buonissime Non naturalmente. conosco. Sì, ma d'altronde tutti vuole torte Palcuo. Certo, e io per primo. Grazie al nostro Mimmo e arrivederci alla prossima puntata del Meteo e del Traffico con Mimmo. Ciao ciao con la manina.